Raga, ciao a tutti, il comandante Veneziano, siamo F1 Manager e siamo a Silverstone, 11esimo purtroppo Ocon, mentre Lando Norris è quarto, quindi molto molto bene. Vediamo un attimo le strategie. Ok, rosso, arancio, giallo. E un po' che non gioco, salto anche via. Arancio, rosso, rosso. Ok. Vai Beppe. Le condizioni meteo Dai che stiamo in un buon momento, non mi aspettavo l'11esimo posto di Ocon, ma Norris sta volando. Si parte il Gran Premio di Silverstone. I like your baby, the dolce vita. Vai. Push. Push, push. E ci siamo, raga. Siamo pronti alle glorie eterne Ocon, crisi oconiana. Overtake. Yeah, confirm. Crisi oconiana. Dai Lando, dai Lando. Sorpasso spettacolare della McLaren. Consumiamo un po' di benza, fotte sega. Dai subito Lando. Reduce. Lift and course. Copy. Copy. Vai che Lando è carico. Certo che dobbiamo riuscire a far bene, perché poi prossimo io voglio lottare per il titolo. E che cazzo, ho migliorato anche molto adesso lo staff, tutti quanti, cioè non ci sono più scuse. Ora bisogna vincere. Cioè il prossimo anno, quest'anno ancora no magari. Perché dobbiamo sviluppare nella ricerca per il prossimo anno. Adesso mi sto dedicando un po' a sviluppare la macchina. Ok. Silverstone è una gara sempre dura. Facciamo anche velocizzare un attimo. Ok, no, già mi vola al terzo posto. La McLaren sale e va avanti. Ok. Norris secondo, Ocon ottavo. Vediamo i pneumatici. Benissimo, i pneumatici sono perfetti, i pneumatici. Mamma come sto godendo di vedere Norris così, adesso non far cappelle e portaci alla De Glory Eternus. Vabbè, tranquillo. Stiamo su potenza. Ocon è settimo. Non è prevista pioggia ovviamente per la gara odierna, come piace dire a me. Ok, Ocon è sesto, perfetto. Ocon è sesto, qua però c'è la gran lotta. Sarà dura con la Ferrarina. Leclerc lo risupera, purtroppo. Copy. No, ristorna davanti, ma ragazzi è la Ferrari purtroppo. Ocon in crisi, Ocon un po' in crisi. Torna sesto però. Pneumatici, ce lo stiamo consumando. Difesa. Ocon sesto stiamo usurando bene le gommette, Ok, deve andare comunque al massimo lui così. Questa è la strategia da optare. Solo che per Ocon, cioè per Norris è dura tenere la posizione, quello è il problema. Quello è il vero problema, che è difficile mantenere la posizione sulle Ferrari, che comunque va per forza, c'è poco da fare. Do what you can. If we could have an overtake press. Ci prendiamo addirittura 2 posizioni. La Red Bull Torniamo secondi. Yellow flag veloce. Magnussen, crollo di Magnussen. Facciamo attenzione a Kevin Magnussen. Magnussen va per Prati. E le caprette ti fanno. Ocon perde la posizione. La riconquista.
increase in lift and coast just a little. Yeah, Devo un confirm. attimo assestarmi perché sennò so cazzo. La strategia di Nori doveva essere tra il 12° e il 18° per Ocon. Ocon non ce la fa neanche se vuoi. La Red Bull è avanti. È durissima Beppe. Sorpasso Norris si spettacolare tiene, della Ocon in McLaren. difficoltà ovviamente, perfetto. Beh, gara tirata. Cazzo ha Ocon, perché Ocon fa così difficoltà? Sai, sono le gomme purtroppo. Sono le gomme che sono già andate. Ma d'altronde era quella strategia per poi andare con le soft. Norris è prima, ma chiaramente sì, so che andiamo tutto qua. Overtake as well. Andiamo tutto con Ocon. Anche se Ocon è in grossissima difficoltà. Yellow flag veloce. Qualcuno ha bloccato le ruote. Attenzione, Norris sprofonda addirittura quinto. Ai 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 Lando. Da primo a quinto Lando. Ora Norris deve andare ai box all'intorno del 16° e 22°. Ok. Crollo di Lando, non capisco il perché. Dopo Lando alle hard e poi di nuovo le medie. Boh, non so se è la strategia giusta, staremo a vedere. Ottimo Ocon. sorpasso per l'Alpine. Andiamo. Vai. Box, box, box. Box per Ocon. The one in. Piazziamo Ocon ai box. Virtual safety car. Attenzione, virtual safety car. VSC, VSC. E ormai. Che sfiga, doveva arrivare un po' prima. Doveva arrivare, non so cosa sia successo, comunque penalità per Zhu. Non mi fanno vedere il replay di che cacchio è successo. But hot and temps, just going to need some lift and coast. Ok, siamo ancora in regime di virtual. Charge the pack. Copy. Non capisco dov'è l'incidente però. Bel culo, incredibile. Scusa un attimo. Ma a questo punto ho fatto la cagata. Infatti, niente da fare. Box, box. Cagatissima, atroce. Cagatissima, atroce. Adesso se non finisce la virtual sono cazzi. Mamma mia. Errore colossale qua. Errore colossale. Allora, adesso Ocon dovrebbe essere, no, aggressivo, deve stare così. Allora, teniamolo così, atteniamoci al piano.
Vai, quasi conclusa, ma qua abbiamo buttato via forse la gara. Just keep the pressure on. You can do this. Buttato via la gara purtroppo. So VSC ending. Infatti anche Ocon, sfortunatissimo anche DRS has been Ocon. enabled. Ocon nono. So Tutti that quelli is dietro hanno pitch fatto in. la sosta o quasi. Vabbè. Vediamo cosa riusciamo a combinare. È chiaro che perderemo molte posizioni purtroppo. Ancora yellow flag veloce. Sembrerebbe un bloccaggio. Bloccaggio di Leclerc. Questo è buono però. Questo è buono. Il bloccaggio di Charles me lo godo. Giro più veloce di Ocon. Bravo Ocon. Okay, confirm. Andiamo adesso con... Andiamo adesso con fastest. le hard. Mamma mia, perderò tante di quelle posizioni che lasciavo perdere, guarda. Quinto. Sesto, quinto. La McLaren sale e va avanti. Norris può spingere al massimo però adesso. Vai. E dopo abbiamo le soft. Norris dai quinto, alla fine non abbiamo perso troppo. È chiaro che sarà durissima. 9 secondi da Alonso, mamma mia. Yellow flag veloce. Chi è che è andato largo? Magnus è largo, fotte sega. Adesso vanno i box gli altri. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Ok. Siamo incredibilmente primi, ma è chiaro. Sorpasso spettacolare della McLaren. Sarà un'impresa titanica. Anche perché siamo senza carburante. O con quarto, primi e quarto. Stiamo spingendo a fondo. Adesso devo risparmiare benzina, perché se no... Decrease a lift and coast. Copy. 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 Uno dei più classici copy. La Red Bull è avanti. Mi fa piacere. Stiamo lottando, stiamo lottando. Devo mettere a posto anche il carburante adesso, purtroppo. L'importante è stare nelle posizioni di testa. La Red Bull passa. Mamma mia, no, li sto facendo un garone però, So marginal for fuel. Ai ai ai, devo cominciare addirittura a fare conservativa con Ocon. Save a bit of fuel now. Dobbiamo salvare il carburante, altrimenti so cazzi. E siamo già entrati nella finestra box. Bravi, raga, bravi. Equilibrato. Equilibrato. Yellow flag, yellow flag. Testa coda, no, non per... Un testacoda. Ma chi? Ocon, ma per fortuna non abbiamo perso molto. Aspetta un attimo. Let's lift and coast. Copy. Andiamo ai box. 86, sì. Ok. E andiamo. Cioè, non ce la facciamo a tenere Box, box. Yeah, happy to box. 18 giri con le soft all'86. Boh. La vedo un po' un'impresa disperata. Abbiamo Norris che ci sta provando, ma poi Norris andrà di medie, quindi Norris se la farà sicuro. Yellow flag di nuovo, yellow flag. Yellow flag. Yellow, yellow. Yellow flag. Albon che però è molto Yeah. dietro.
Norris, vediamo la sosta ai box. Sarò curioso di capire. Ocon sarà durissimo, a mio parere, tenere con le soft. Ok, Copy. Ocon ai box, copy. Vediamo come sono messi gli altri pneumatici. Sono messi molto meglio di noi, ma tanto meglio. Quindi non andrò nei box molto più tardi, ma... Dai, Ocon 11esimi, fuori dalla zona punti. Strategia forse un po' troppo aggressiva con Ocon. Adesso Ocon deve stare su standard, ovviamente. Solo così può tenere. So you have overtake. Vediamo cosa combina Ocon. Mancano ancora tanti giri. Non lo so se riusciremo ad arrivare in fondo, sono sincero. Abbiamo un po' stracciata. Attenzione, vai box. So watch out for DRS. Copy. Andiamo ai box, mettiamo le medie. Box per La Red Lando. Bull passa! Norris è sesto adesso. Vediamo che cosa Norris può andare sempre a sbrega, questo è importante. A cannone Lando, a cannone Lando. Vai Landone. Ocon è già ottavo. And save fuel. Chiaro che state molto attenti con le gomme. Overtake press. Overtake press. Ma sta arrivando Lando, sta arrivando Lando. 17 secondi da Perez, però So we are low on i battery. pneumatici ancora messi bene. Confirm. Adesso la McLaren sta volando, ragazzi. Finalmente abbiamo trovato la quadratura con sta macchina. Che cacchio. That is fast. Fastest di Norris, c'è anche il fastest di Lando. Ancora fastest, sta volando Norris. Stiamo anche recuperando qualcosa, però non è sufficiente a mio parere. Attenzione, attenzione, attenzione. Equilibrata, equilibrata. Aspetta, devo recuperare il carburante per sicurezza, se no mi cago addosso. Ok. Ocon rimane ottavo purtroppo. Si può andare anche veloci, si può andare anche veloci. Non so, attenzione, Leclerc sta arrivando però. And 4 laps remain. Stiamo rischiando il podio adesso, E c'è anche le gomme migliori, ho paura che sarà dura. Lo perdiamo il podio, ho paura, Norris sbaglia. Ha bloccato le ruote! Ai ed è ai ai, andato dritto. bloccaggio di Norris. Proprio alla fine Norris cede. E perdiamo il podio negli ultimi 2 giri. Se tutto va bene, sesti e ottavi. Gara che poteva andare molto meglio, l'abbiamo buttata via con l'errore di Norris. La Mercedes ha Sesti sorpassato. e noni addirittura. Peccato. Peccato, peccato, però comunque sono punticini importanti. Sesto Norris, decimo Ocon. E da costruttori finalmente rimettiamo il naso davanti, siamo quarti. Questo è importantissimo per il morale. Ocon punto sviluppo. Norris punto sviluppo. Vesti no. Va bene raga. Ci vediamo per il prossimo weekend, ce ne spariamo 2.
Uno squadrone adesso, mi ha dato l'ingegnere 94, l'ingegnere 91, tutti forti. Ho anche votato per avere, sinceramente, anche se forse adesso non mi conviene, però ho votato perché il primo in classifica, cioè nel senso, il primo, quando uno vince la gara, ha, diciamo, un merito in più, quindi una selezione di punti dove comunque viene premiato chi vince. Prevista pioggia praticamente per tutta la gara. Decimi e quarti, Norris è in un momento di forma in qualifica stratosferico. C'è una leggera pioggia. Le squadre staranno parte con la incrociando le pioggia. dita perché non peggiori. È il momento che stavamo aspettando. Il grande Partiamo con premio l'intermedium. d'Austria. Ma forse Red Bull sono andate di full wet addirittura. Luci spente e via partiti. Eh sì, full wet per Gigi, Russell, per le McLaren, per le Mercedes e le Red Bull. Non sanno qual è. Forse hanno ragione loro, forse. Staremo a vedere. La McLaren sale e va Ok, no, avanti. questo secondo è chiaro che faranno più difficoltà. Red Bull speriamo di aver ragione noi. Da 4 minuti 75%. Mamma mia, com'è partito Norris, ragazzi. Io penso che farò sempre due gare a video, This is good stuff. My god. Subito yellow flag con la pioggia, secondo me potremo vedere qualche casino. Della McLaren. O con settimo. Sesto. Oh, allarga troppo. Ho messo tanto carburante, forse ho sbagliato perché comunque ci sarà sempre pioggia, l'ho un po' esagerato, vedremo. Almeno possiamo stare sempre a cannone, pensiamola così. Per il momento si vola. C'è la pioggia in aumento, la pioggia è in Watch aumento. out for DRS. Copy. Allora, sta volando Norris per il momento, nonostante il carburante massiccio stiamo volando. O con quinto, o con già quarto. Sempre adesso che abbiamo trovato sempre un assetto valido sopra il 95%, si go. Un'auto ha largato troppo. Per 3 minuti però down ancora, che la pioggia sarà casino. Forse qualcuno è andato largo? 60% ma leggera. Bah, io assolutamente per il momento non sarei assolutamente sulle We can do gomme this. full wet. Infatti sono crollate Red Bull e Mercedes crollate. Dobbiamo tentare la fuga, ragazzi. Well done. Dai che forse abbiamo scelto bene, se no facciamo cagate. So we are low on battery at the moment. Confirm. Neutro. Neutro. Neutro Roberts Beppe. Occo quarto, la pioggia è... yeah, attenzione, safety car. Safety car subito. It's a big shunt, big shunt. Copy. Fuori Gigi. C'è Fuori stato un Gigi. incidente. Fuori Gigi Coinvolte Hamilton. molte Fuori auto. Gigi Vediamo un po'. Hamilton. Rivediamola. Lewis Hamilton rimane coinvolto. Vediamo. Brutto. Brutto incidente. Qui si Brutto vede chiaramente il incidente. contatto. Brutto, brutto. Secondo me è presto per fare la sosta. Penalità sicuramente. Non so che fare. Sì, Mick Schumacher, penalità. Allora, vediamo la situa. È da pioggia leggera, assolutamente. Andiamo solo. So box. Fortunate Red Bull. Yeah, Andiamo solo con Norris, con Ocon non ce la facciamo. Vediamo un piccolo rischio, però voglio provare magari per avere ancora un vantaggio maggiore. Siamo ancora lontanissimi dalle full wet, ragazzi.
sì. Sul wet secondo me non ce l'avremo mai. Ok, box, Lando. Probabilmente perderà la posizione su copy. Sainz, ma... Ok. Però almeno di nuovo ho le gomme al massimo. Posso fare uno stint un po' più lungo. Non so, avrei fatto la cappella, ragazzi. Però ci ho provato. Il fastest ovviamente ce l'ha Lando. Peccato perché la stava andando un po' in fuga. Non va bene così. Vabbè, Mick Schumacher comunque ha fatto una cagata, ragazzi. Safety car in this lap. Okay. Opi. Safety car is in the pits. Vai. Copy that. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Ok, Ocon in fuga. Ancora yellow Sorpasso flag. spettacolare della McLaren. Attenzione, incidenti. Sembra ci sia stato un contatto. Non danno ancora bandiera. Incidente. Siamo primi e secondi, ragazzi. This garage has just gone mental. Yellow flag ancora. Virtual safety car. Mamma mia, oh. È un testacoda. Testa coda di Max. Testa coda di Max. Quando c'è pioggia, ragazzi, è così. Primi e secondi comunque. Mamma che gara. So push hard this lap. Copy. Possiamo ripartire a bomba. A bombazza. Ocon, rompere i maroni. Dai che hai le gomme. Hai le gomme più consumate. Non rompere il cacchio. Bravo Norris, vai in fuga Norris. Ancora yellow flag. No! Qualcuno è andato largo. Verstappen, mamma mia. Ma anche Norris forse, eh? Anche Norris, anche Norris. Diamo un'occhiata alla McLaren. Norris, sì. Erbaccia, erbaccia. Speriamo non ci siano danni. No, per fortuna no. Però le Ferrari sono vicine. Le Ferrari sono di nuovo vicine. Ahimè. Non se riusciamo di nuovo ad andare via, ma... You're faster Giro than the record di track. Ocon, sta volando. Adesso è Ocon, è il momento di Ocon adesso. Fuga oconiana. Ma Norris si risponde. Yeah, confirm. Non ostacolare, non per i coglioni, Ocon. È Norris il mio idolo. Ok, adesso vediamo se riusciamo ad andare in fuga. Speriamo. Attenzione, però seguiamo anche la pioggia, che adesso la pioggia sarà un po' leggera.
Abbiamo sfruttato veramente comunque l'errore del Red Bull e della McLaren, che non puoi mettere quelle gomme, cioè sei pazzo a mettere quelle gomme. Non c'era nessuna avvisaglia di Qualcuno ha full wet. allargato la traiettoria. Neutro, neutro. Attenzione, yellow flag. Copy. Copy. Un'auto è appena andata larga. Tsunoda. Ocon perde la piazza. Ocon non ha ancora quel ritmo. Leclerc testa ancora di Charles. Perfetto, godo. Vediamo lo stato delle gomme. Chiaramente sono messi meglio a gomme loro, Sono messi molto meglio a gomme loro. Però meno male che almeno Charles è andato ai box. Sto pure stato positivo andare ai box. Sembra che qualcuno sia andato largo. Bottas largo, bene. Primi e terzi per il momento. Prosciugato, ma non me ne fotte. One seg. La pioggia c'è, proprio la classica intermedia. Comunque Norris tiene il vantaggio, ma Sainz Ocon fa fatica, ragazzi. È ufficiale. Ocon fa fatica. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Ocon deve andare ai box, 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 opzioni box. Vai. So, box, box, box. Vai box, caro Ocon. Ok, box Ocon. Sprofonda in 7ª posizione. Qualcuno finisce largo. Ok, finché Norris non perde troppo, io sto fuori. Easily the fastest there by country mile. Chiaramente fastest di Ocon. Cioè, sì, di Ocon, scusate. Giro veloce di Ocon. La McLaren sale e va avanti. Forse qualcuno è andato largo? Vettel. Stiamo cominciando a perdere, direi di andare ai box. 100%, godo. So rain is clear. Confirmed. Ha senso di piovere, ma tra poco arriverà la full wet, però. Cioè, arriverà, scusate, di nuovo la pioggia. Safety car. Proprio adesso safety car, incredibile. Delle auto si sono schiantate. Cosa è Vediamo successo? cos'è Non sto capendo successo. niente. Safety car. Ok, qui vediamo l'Alpine. È andato Qui proprio si vede dritto. chiaramente il contatto. Mamma Ha mia. causato- Come siamo andati, penso, nel momento giusto, spero. Eravamo ancora ai box. Siamo tutti là comunque. Mamma mia, che gara, ragazzi. È che rientrano anche il Red Bull adesso, però. Quella è la vera sfiga. Sono sei incliccato qua. Oh, ragazzi. Norris è primo. No, terzo Norris, scusate. Ma guarda che roba, non può, non può. No, non può succedere questo. Ok. Grande, meno male. Ok, mamma che casino, fuori anche Alonso comunque.
Ma cos'è Norris? Avanti ora. No, cosa è successo? Scusa, perché ho perso tutte queste posizioni? Non ho capito cosa è successo, sinceramente. Non ci voglio credere. Ha smesso di piovere, se non me ne sono accorto. Basta, gara finita. Okay, so box. Non me ne sono accorto del trambusto generale. Ho perso la gara. So safety car is going to be in this lap. Yeah, all good. Come ho perso la gara. Da vincerla, se vado a punti è un miracolo. Non ci voglio credere. Per guardare. No, vabbè. Non ho parole. Non ho parole. Errore madornale, inaccettabile. Errore pauroso. Mi sono giocato la gara per guardare di cosa accade. Non lo so neanche io cosa, ragazzi. Sono punti pesantissimi. Ho dovuto fare addirittura doppietta, ragazzi. Mamma mia, che brutta cosa che ho Era visto. forse un bloccaggio? Ho fatto il binotto della situa, ho fatto. So we're low on battery at the moment. Yeah, Ecco, Norris sta facendo un recupero furioso, però Norris, Use DRS. Ocon invece fa proprio fatica, Watch out for ovviamente. DRS. His fastest lap. Dai Norris, ce la possiamo fare rientrare. Norris rientra. This garage has just gone mental. È rientrato Lando terzo, mamma che rimonta di Lando. Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Se devo stare così però, se no rischio veramente di... Devo contentarmi. Sorpasso spettacolare della McLaren. Siamo terzi. C'è stato un testacoda? Pazzesco quello che è successo però. Proprio, non mi sono minimamente accorto. Sotto proprio nel pallone, ragazzi. Come binotto. Attenzione, altro incidente, mamma mia. Perez si becca la penalità. Contatto in pista e sono coinvolte più auto. Mamma mia, ragazzi, Rivediamo di cos'è tutto oggi. successo. Stiamo vedendo la Red Bull. Sì. E questo è buono anche per me, Testa coda. Norris può star terzo più tranquillo. Testa coda di Verstappen anche, mamma mia. Perez had a spin. Yeah, confirm. Solo che ho le gomme veramente finite. Buono, è un colpo di fortuna, però ci voleva. Ocon ottavo, no dai, Ocon però. Ocon veramente. Rischiamo di perdere la posizione da Gasly anche no. Siamo senza gomme purtroppo. Siamo senza gomme. Copy. Good job there. Ho paura. Il podio è andato. Ocon dessi però. Porca miseria Ocon, ragazzi. Ho capito il mio errore ed è vergognoso, lo ammetto, ma ragazzi però Ocon dopo non recupera più nulla.
One more lap. Incidente ancora, Perez e Ocon, ma vaffanculo. Ecco il replay. Diamo un'occhiata alla McLaren. Incredibile. Guarda, incredibile. Vediamo un po'. Contatto! Caos in pista! Sì. Danni irreparabili. Non ho parole. Norris arriva terzo. Ocon pazzo alla fine. Bellissima gara. Ma Ocon alla fine ha fatto l'oconata. Have to be happy with that. Buon podio per noi, meno male, però. Mamma mia, Ocon. Disastro alla fine, disastro. Ha perso la testa Ocon. Meno male che Lando ci ha regalato un bel podio. Il pilota della McLaren ha incantato tutti oggi in pista. Bravo Vecchio. E anche fastest. Dai che Lando si sta avvicinando a Sainz, però è chiaro che Verstappen in questo momento è in fuga, e che possiamo pensare a questo. Da costruttori non siamo così lontani dalla Mercedes, dalla McLaren. Sì, della Sauber, della Mercedes, però ripeto, mi va bene così. Malissimo Ocon però, Buon podio, però ci siamo siamo migliorati moltissimo. Raga, sotto il commentario veneziano. Invito nelle scuole. Vabbè, facciamolo. Ci sta. Raga, sotto il commentario veneziano, la macchina c'è. Godo. Grande podio. Ciao!